margine dell'incontro con i candidati alle elezioni regionali del Veneto organizzato da Coldiretti a Padova, abbiamo sentito Luigi Maccaferri, presidente di CoproB. Luigi Maccaferri, presidente di CoproB, presente oggi qui al Palageux per la presentazione all'Associazione Coldiretti dei candidati alle regionali. Il settore della bieticoltura che cosa chiede al nuovo presidente? Intanto un ringraziamento a Coldiretti per avermi invitato a questa bellissima giornata. Tre candidati ho avuto modo di conoscerli proprio in questa occasione. Penso che siano persone valide che possono fare bene per la Regione Veneto. Noi abbiamo il nostro zuccherificio più grande su Ponte Longo, una regione che negli ultimi anni purtroppo non ha incentivato particolarmente la bietola, e una regione in cui negli ultimi anni la bietola è calata come superficie, come taraggio. Questo ci impone una riflessione. Principalmente in casa nostra vogliamo rilanciare la viticoltura in Veneto, perché lo zuccherificio merita gli ettari per essere saturo, o comunque fare uno zucchero veneto. Ci stiamo lavorando, stiamo ragionando su tanti fronti, ed sarebbe importante che anche la regione potesse dire la sua e potesse far proprio le motivazioni di un rilancio di un settore strategico per il Veneto, perché è uno dei due zuccherifici tuttora esistenti in Italia, ma soprattutto per il paese italiano. Anche qui si è parlato di sovranità alimentare, e quindi è importante per una nazione come quella dell'Italia non dipendere essenzialmente dai paesi extra italiani, i paesi europei, i paesi extra UE, ma di avere una propria filiera dello zucchero, del mondo saccarifero nostro. Si è parlato di energia, un altro tema assolutamente devastante per noi. Noi siamo un'azienda che consuma molto metano, stiamo lavorando con gli investimenti anche il PNR per ridurre il consumo di metano, ma devo rilevare che da quel che è stato all'inizio della guerra con l'Ucraina il costo dell'energia c'è più che raddoppiato, è stato detto, e questo diventa insostenibile in un rapporto di competitività nei confronti dei paesi nordici, dei paesi nord europei, che non sono dipendenti come l'Italia dal metano e dalle fonti energetiche straniere. Quindi ci sono tanti temi da mettere sul tavolo. La volontà nostra come azienda è quello di rilanciare fortemente la bieticoltura in vendita, di fare anche dei piani di rilancio verso gli impianti. È chiaro che deve passare dalla sostenibilità dell'agricoltore, dalla possibilità dell'agricoltore di avere beneficio nel fare le bietole. Oggi col prezzo attuale tutto questo diventa molto complicato. Il mercato dello zucchero è altalenante, 2 anni fa parlavamo di 1.000 euro tonnellata zucchero, oggi parliamo di 550. Capite che una qualsiasi filiera a livello agricolo industriale, un delta così in 2 anni diventa insostenibile per tutti. Noi vogliamo esserci e vogliamo continuare a investire. Crediamo che molti agricoltori abbiano la voglia di continuare a investire sulla bietola, di credere nella bietola, se hanno la giusta remunerazione. A questo punto alla Regione che tipo di approccio può avere, ci crede o non ci crede? Secondo me ci deve credere. Io spero che i candidati presidenti vadano in quella direzione, il presidente che ne uscirà andrà in quella direzione di sostenerci, come secondo me è giusto che venga per una regione grande e importante come quella del Veneto.